Scatman's World. Veneziano, ragazzi, tappa di oggi: Heathrow, Londra, Kennedy International, New York, ragazzi, tappa di 2992 miglia, quindi altra tappa bella cazzuta. E qua c'è già un bel traffico aereo a Londra, ragazzi, quindi è chiaro che il gioco può andare un po' più a rilento all'inizio. Io mi scuso prima, però fioi, puoi avere anche il PC della NASA, puoi avere tutti i programmi di registrazione del mondo, ragazzi, con gli add-ons, con tutti gli add-ons che ho messo, tipo adesso il gioco pesa 100 giga, anche di più, bisogna accettare che sia un po' più pesante. Ragazzi, andiamo, adesso qua ci sarà una parte non commentata dove vediamo un attimo il rullaggio verso la pista e niente, ragazzi, siamo pronti per un viaggio indimenticabile: London, Nuova York. Ok, ragazzi, siamo alla pista e c'è un Delta davanti a noi, eccolo qua, un Delta, molto bene, che è pronto a partire. Ok, allora qua, ragazzi, ma quanti ce ne sono? Ma quanti ce ne sono? Di aereo, madonna, è impressionante. Ok, pronti a partire per i ferry a Kennedy, Heathrow. Ma c'è un altro aeroplanino che sta arrivando, un British che dopo di me partirà dopo di me e andiamo. Lasciamo Heathrow. Guarda qua, ragazzi, veramente c'è pieno di aerei. Mamma mia, vai. Ecco, c'è con American Airlines, Delta, tanti British chiaramente. Andiamo. Uala! Ciao ciao London. Ciao ciao. Ovviamente un tempo di merda, però c'è un traffico, ragazzi, è incredibile il traffico che c'è a Londra, eh. Con il traffico il gioco si appesantisce in una maniera devastante. Infatti, ok, 2,95. Conferma istruzione. Siamo al secondo volo della carriera, come Indiana e Sigure. Eccoci qui. Alle nostre spalle le nuvole e l'aeroporto di London. Buono, ragazzi, allora siamo in quota crociera e qua stiamo lasciando la Gran Bretagna, stiamo avvicinando all'Irlanda e siamo, questo dovrebbe essere il Mar Celtico teoricamente. Non vorrei dire cazzate, però questo è il mare Celtico teoricamente. Se sbaglio, ragazzi, correzioni come indiane. Il nostro British Airways sta cominciando a pompare bene e la cosa mi piace molto. Quando il mio aereo pompa io godo. Mancano 2600 miglia, ho fatto circa 320 miglia e abbiamo lasciato anche l'Irlanda. Eccoci qua, ecco l'Irlanda. E adesso chiaramente siamo verso l'Oceano Atlantico e adesso inizia una parte abbastanza pallosa, però ragazzi ci dobbiamo sparare tutto l'Oceanus Atlanticus. Il nostro British Airways ha percorso veramente ancora pochissimo, è un viaggio veramente lungo, ma l'idea di arrivare a Manhattan è molto molto entusiasmante e quindi il gioco vale la candela. E mi dà 8 ore, circa 7 ore qualcosa di viaggio, forse è qualcosa meno in realtà, però comunque è una bella tirata, ragazzi, è veramente una bella tirata. Adesso ci sarà solo male praticamente, eh. Prepariamoci. Virare a destra e procedere. Eccolo qua, punto di vista dei passeggeri, punto di vista comediano. Virare a destra per Prua 290. Ok, molto bene. Perfettus. Bene. Virata a destra. E adesso, fioi, ci sarà solo l'oceano. Che bella, però qua anche le coste irlandesi veramente, veramente sono
Sono paesaggi molto affascinanti a mio parere, quelli della Gran Bretagna, dell'Irlanda del Nord, dell'Eire. Vale la pena andare a visitare questi posti, secondo me. Fioi 1960 miglia all'arrivo, ragazzi. Tiratona mostruosa, siamo in pieno Atlantico ormai, eh. Siamo in pieno Oceano Atlantico, tantissimi nuvoloni ma non minacciosi, però ragazzi sicuramente non è una giornata ideale per vedere il panorama meraviglioso che c'è sotto, cioè oceano e basta. Il nostro British sta veramente pompando e questa è una cosa che mi fa molto molto piacere, quando il British pompa io godo, e lo sapete ragazzi. E niente, la strada per New York sarà veramente lunga, eh. Altro volo, già due voli belli cazzuti, aspetto altri commenti, ecco ragazzi, magari qualche volo un po' più veloce, anche perché me ne sono arrivati tanti, però devo cercare di accontentare. C'è tanta gente che mi ha chiesto Londra e New York, assolutamente non potevano fare un volo così, però anche voli più rapidi, più corti sono ben accetti, insomma, anche voli da 300 miglia per dire 200, non buttiamo via niente. Che bello proprio, veramente. Cioè, ti mi rilassa sto gioco in una maniera impressionante. Proprio volare rilassa. Ok, abbiamo ancora 1800 miglia dall'isola di Terranova. Spero di non sparare cazzate, ragazzi, veramente. Però teoricamente stiamo proprio sorvolando le coste canadesi con Terranova e quelle, insomma, quelle isole là nel Canada, ragazzi. Come potete vedere il clima è un po' diverso, anche le nuvole sono diverse, ragazzi. Sicuramente qua non è caldissimo, non è il tempo più caldo, anche se è estate, perché chiaramente sono con il meteo reale e con la data di oggi, quindi sempre tutto stra mega reale. Mamma mia, guardate che roba, ragazzi. Cioè, sembra veramente freddo, veramente nuvoloni, stavolta sì, minacciosi. Comunque ormai siamo più del viaggio, ormai è nella parte tra virgolette finale, che se mancano ancora più di 800 miglia. Tutto procede per il meglio. Non vedo l'ora di cominciare a vedere le coste americane, però ragazzi, veramente è una sofferenza, è divertente, è bellissimo, però è anche dura, cioè io immagino i piloti veri comunque capisco che si devono riposare e tutto, perché fare 8 ore, 6 ore, quello che è, non è veramente facile. E ragazzi ricordo sempre di scrivere commenti sotto il video, così da capire sempre che tappa fare e variare sempre l'esperienza e accontentarvi nel vedere. Ragazzi mancano 20 miglia, non ho registrato più perché erano solo nuvole, non si vedeva niente, sinceramente non ne valeva la pena. E anche qua ragazzi tempo orrendo, veramente rischiamo veramente di avere il pioggione cumendiano a New York. Ormai siamo arrivati, cazzo. Che tirata ragazzi, che tirata. Eccoci qua, siamo a 2100. Il nostro British. Dai cazzo, allineati. Oh, ok. E si è allineato il porco. Il porco si è allineato. Ok. Guardate ragazzi. Che belli. Evviva l'Empire State Building. Ragazzi, in tutto il suo splendore. Che tempaccio a Nuova York però. Che tempaccio. Ok, adesso stiamo interni perché esterni fa veramente fatica, eh. Dai, adesso ti prego fai la discesa. Atterrare bene con il mio British e siamo a posto. Chissà se c'è traffico, sono aerei che aspettano il mio arrivo, che adesso vediamo. Eccoli qua. Ecco il British Airways, pronto ad arrivare. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Brutto tempo a Nuova York, brutto, brutto tempo. No, aerei non ce ne sono che aspettano. Aerei non ne vedo in pista. Uno però, no, uno sta rullando, godo. Godo. Eccoci qua. Fuori tutto. E adesso tocca a me.
Vai. Insomma, un po' brusco ma va bene, un po' brusco ma va bene. Arrivati. Arrivati. Fatta ragazzi, touchdown! Giriamo subito. Buono ragazzi, con un parcheggio un po' comediano sono arrivato al gate, altro volo, aspetto commenti per la prossima tappa, è andata abbastanza bene, c'è stato un po' di lag alla fine, che ragazzi è chiaro, con tutti questi add-ons e con la registrazione non è facile. Raga, un saluto dal comandone veneziano, ci vediamo alla prossima tappa. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.